Allora, si commentava un po' prima fuori onda il tono, no, dei messaggi, ne è arrivato ancora un altro, vediamo. Aiutare a casa non meglio che portare i non autosufficienti in strutture ospedaliere. Ci sono tanti disoccupati nelle famiglie che potrebbero essere reintegrati per aiutare un familiare. Però qui attenzione, perché non è, secondo me questo è anche un discorso abbastanza semplicistico che tenderebbe a fare anche lo Stato, no? La famiglia deve sopperire, ci vuole avere competenza, ci vuole attenzione, ci vuole avere pazienza, anche una preparazione che non è così facile, anche perché poi, e questo quando parli con chi si adopera per questi anziani, la persona esterna viene rispettata dall'anziano e ascoltata proprio perché è esterna alla famiglia, il familiare invece no, e si ingenerano delle dinamiche secondo me che poi uccidono il familiare più giovane, lo portano alla depressione, lo sappiamo che è molto frequente, perché l'anziano è molto difficile, non è un soggetto facile da trattare, a volte sono più facili i bambini che non le persone anziane, per cui le dinamiche della famiglia deve sopperire, non sono così semplici. E poi tra l'altro la persona disoccupata poi succede perché le donne rinunciano a cercare un'occupazione per occuparsi magari della famiglia, però poi la pensione chi gliela paga? È un loop di non poco conto questo. Comunque vado a voi la risposta, Ferraresso, e anche il messaggio precedente, il tono diceva. Allora, partendo dai dati che ha prima esposto Bressan, allora c'è bisogno nel mercato del lavoro, come in questo tema dell'assistenza, c'è bisogno di una programmazione, cioè ormai tutti quanti conoscono questi numeri, tutti. Allora c'è bisogno di intervenire, di fare una programmazione, sapendo che le case di riposo di oggi non sono le case di riposo di ieri. I 32.000 posti letto oggi occupati, Sì. Gli ospiti sono differenti da 20 anni fa. La maggioranza degli ospiti in casa di riposo 20 anni fa era autosufficiente. La maggioranza degli ospiti nelle case di riposo oggi sono non autosufficienti. Allora il primo problema è una questione sociosanitaria o è una questione sanitaria? Cosa cambia? Se è tutto. sanitaria paga lo Stato attraverso la fiscalità generale. Se è sociosanitaria paga in parte lo Stato, la Regione, e paga molto l'utente. Allora il primo problema che bisognerebbe risolvere è, benissimo, c'è questo problema di invecchiamento, ragioniamo rispetto all'invecchiamento anche rispetto al mercato del lavoro, alle professionalità da incentivare, da costruire, sì. perché non si inventa il mercato. Se abbiamo migliaia e migliaia, qualcuno dice milione, di assistenti familiari, badanti nel nostro paese, vuol dire che le famiglie hanno cercato una risposta che il pubblico, lo Stato, non è riuscito a dare. Allora se questo è, e questo è, bisogna, come dire, ragionare, non da ieri, anzi da ieri, come dare i servizi a questa popolazione, a questi 170.000 persone che sono a casa in qualche maniera assistite dai familiari, dagli assistenti familiari oppure dall'assistenza domiciliare. Che risposte diamo? Punto interrogativo. E bastano quelle 32.000 posti letto? A proposito, 400 strutture vuol dire 400 edifici. Dentro gli edifici ci possono stare più posti letto, quindi ovviamente quei 36.000 posti letto non sono a Castello, sono istanze da 1, 2 e 3 posti letto. Quindi dobbiamo ragionare anche sulla quantità di posti letto in queste strutture. Noi abbiamo delle proposte su questo, le abbiamo fatte, vogliamo ribadirle anche oggi, perché c'è la necessità che quei posti letto dove c'è un contributo regionale, perché non tutti ricevono di quei 32.000 posti letto, solo 27.000 persone ricevono un contributo da parte della regione, e in maniera anche differenziata. C'è chi prende 49 euro e chi prende 56 euro. Gli altri lo pagano in toto?
gli altri, i 5.000 persone in più, lo pagano in toto, il che vuol dire che arriviamo anche a rette nelle case di riposo che sono intorno ai 3.000 euro, che è una cosa insopportabile. Vuol dire che l'assistenza viene data ai più ricchi, perché alla fine c'è il fenomeno anche delle assistenti familiari, perché alla fine costa meno, tra virgolette, pagare un assistente familiare, magari c'è qualcuno che la paga anche, non la paga in nero, no, che non pagare una casa di riposo, perché poi insomma le famiglie rispondono in questa maniera all'esigenza che dall'oggi al domani ti può capitare una famiglia. Quindi per noi è importante intanto aumentare quei contributi da parte della Regione, però quei contributi da parte della Regione bisogna rivederli un attimo, perché se una persona ha dei bisogni esclusivamente sanitari, vuol dire che quella persona arriva a un contributo sanitario, o meglio la Regione paga tutto. Si riesce a pagare tutto? Mi sa che stanno facendo il procedimento opposto dal vostro, stanno studiando come togliere i servizi senza togliere le tasse. Allora, io vi chiedo, alla luce di questa valutazione, ma è pensabile anche, visto che poi potrebbe esserci un business, perché poi effettivamente genera una nuova economia, nuove necessità di figure professionali, nuove possibilità di lavoro, eccetera, creare strutture di ricettività per questi anziani diverse, quelle per non autosufficienti, quindi sanità, perché a questo punto uno che non può stare a casa, ha bisogno di tutto, è ovvio che è sanità, non è lungodegenza, chiamiamola ospedali geriatrici che c'era una volta, non avevano lungodegenti, è quello, e strutture invece per sufficienti, persone che sono autosufficienti e che però hanno bisogno di stare insieme, di non abitare più magari isolati per conto loro, hanno bisogno di avere non so, un infermiere che possa esserci quando c'è un'esigenza, però sono persone più autonome, che però stanno più volentieri tra persone autonome, perché è ovvio che un anziano sufficiente, autonomo, non sta bene con ogni non autosufficienti, cioè, sono situazioni diverse, visto che poi si parla appunto di medicalizzazione. Questa è la domanda che vi faccio. Un attimo solo che leggo anche l'altro messaggio, visto che è comparso pochi secondi fa, se la regia ce lo rimette in onda un secondo, così rispondiamo tutti e due, vediamo un attimo. Anziani non autosufficienti ingroppa i familiari, un quarantenne che passa 10 anni ad assistere un familiare e alla morte dell'anziano si trova senza lavoro, senza soldi e senza pensione, vergogna Italia. Questo è un dato di fatto. A lei Bressan. Sì, no, adesso sono tutti messaggi che arrivano che sono di una reale preoccupazione, perché ormai di famiglie sulle quali grava il peso dell'anziano non autosufficiente, o a volte è in quella fase che dalla autosufficienza si passa alla non autosufficienza, e può essere anche una fase lunga, ma ci vuole assistenza. Anche per quella fase lì è vero che ci sono i servizi di assistenza domiciliare, quella integrata, però non sono sufficienti, arrivano qualche ora, funzionano per quello che funzionano, sono poco più che palliativi, possiamo dire, ecco, in cui in parte sono a carico di comuni, anche lì, come dire, parliamo in questo caso non di parte sanitaria ma di parte sociale, e in parte c'è la compartecipazione dell'utente, e si innesta un altro tema, giustamente come l'ultimo messaggio che era arrivato, e cioè del fatto che molto spesso ci viene indicato anche qual è la qualità del reddito delle persone che hanno rispetto a costi così pesanti. Cioè noi abbiamo una media, sappiamo, delle pensioni presenti anche nella nostra regione, dove più del 50% non superano i 700 euro mensili. È vero, possiamo agganciarci a un certo momento l'accompagnamento, ma con quelle rette lì, o anche, come dire, se abbiamo il familiare che è in grado di integrare, è sempre comunque un costo enorme, e non possiamo pensare che ad un certo momento il non autosufficiente ce lo teniamo in casa perché è un problema sanitario.
Cioè magari potessimo dire, beh, ma insomma lo teniamo in casa oppure lo mandiamo in una struttura come si faceva 20 anni fa, come diceva Ferraresso, dove fuori avevano le bocce da giocare, eccetera. Ormai le strutture residenziali sono strutture extraospedaliere, questo di fatto, che praticano una vera e propria assistenza sanitaria. Poi è vero che è socio-sanitaria sulla carta, ma molto spesso è sanitaria. Hanno bisogno, non è un caso che si dice che vengono presi in carico, vengono presi in cura, perché lì hanno bisogno di un'assistenza vera. Ecco, allora, sapendo che questa assistenza ha dei costi importanti, noi dovremmo tentare in qualche modo non solo di chiedere alla Regione Veneto di aumentare, come dire, quella che è il carico dell'impegnativa e quindi il ristorno e il ristoro che si dà a queste famiglie, di cui abbiamo visto adesso sono 49 euro giornalieri, troppo pochi perché rimane una quota cosiddetta alberghiera da pagare che è per davvero elevata. Ma dovremmo anche, e cosa che stiamo facendo da anni unitariamente, chiedere allo Stato stesso di creare la legge per la non autosufficienza. Noi abbiamo raccolto centinaia di migliaia di cartoline, le avevamo inviate ancora al governo Renzi quella volta in cui chiedeva. Ma noi abbiamo bisogno che lo Stato si prenda carico di questa parte. Noi solo in Veneto oggi il 23% sono persone anziane. E questo è un dato ormai che è in crescere, non c'è niente da fare, a meno che non decidiamo, come dire, che ad un certo momento stacchiamo le spine, ma spero che non si pensi a questo. Allora noi dobbiamo prenderci in carico una popolazione anziana, lo ripeto, sulle esigenze primarie, vuol dire prendersi in carico anche quelle che sono le esigenze familiari. Perché molto spesso da noi arrivano persone stremate, cioè famiglie che sono stremate dal fatto di avere una persona non autosufficienza che ha problemi di cronicità forte e ad un certo momento devi stare non solo lì, come dire, a imboccarli, a ricordargli le medicine, eccetera, eccetera, ma devi per davvero seguirle 24 ore su 24. Si privano di un pezzo di libertà della propria vita che è importante, ne va degli affetti, degli svaghi, cioè di quella che è la socialità. E noi rischiamo di creare ulteriori persone che si ammalano per queste cose. Infatti quello che volevo dire, questo è un rischio effettivo. Andiamo subito in pubblicità, voglio leggere due messaggi che non ho fatto in tempo a leggere, sono arrivati nel frattempo, se magari la regia prima eccola qua, uno è natalità, niente lavoro, niente soldi, lavori no precari, da prese in giro, paghe da schiavi, tasse assassine, vedi luce, gas e carburanti, come fanno i giovani a procreare? È verissimo. L'altro messaggio invece, ho 74 anni, non ho figli e vedovo ancora in salute, spero tanto di arrivare alla fine di colpo perché sentendo quello che dite mi viene l'angoscia. Franco da Verona. Dato di fatto. Andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo insieme. Pubblicità.